C'è una grande novità in Friuli Venezia Giulia perché nasce un nuovo canale televisivo, Friuli TV 24. Noi siamo in compagnia con l'editore e il direttore di testata Massimo Righetto. Grazie Massimo di essere qui con noi a raccontarci questa grande novità. Di che cosa si tratta? Beh, cara Mayra, ben ritrovata intanto di nuovo in video, perché ritorniamo dopo un periodo. Voi sapete che Mayra collabora con Caffè TV 24. Caffè TV 24 da questi giorni in pratica sta cambiando in Friuli Venezia Giulia la propria denominazione, perché diventerà appunto Friuli TV 24. Friuli TV 24 è una televisione che già lo stesso nome lo preavvisa, si occuperà del Friuli Venezia Giulia, inteso ovviamente con i territori, le bellissime montagne, la Carnia, poi non solo, ma anche Trieste, Pordenone, Udine. Insomma, ci sono tantissime cose da raccontare di questa regione, una delle regioni più belle e più interessanti del nostro paese. Parliamo quindi anche della copertura che ha questa nuova televisione, si vede in tutta quanta la regione? Assolutamente sì, noi siamo posizionati nello stesso MUX in cui le altre televisioni, anche le più blasonate, quelle che sono nei primissimi canali del digitale terrestre. Ovviamente la copertura è la medesima, perché siamo tutti nello stesso MUX, che è un MUX che ci viene dato a disposizione da RAI, e ovviamente dalla Carnia fino a Trieste, Pordenone, Portogruaro, tutta la zona della costa adriatica viene servita nella stessa identica maniera in cui ci sono gli altri segnali delle altre televisioni locali del Friuli Venezia Giulia. Noi siamo posizionati sul numero 88 del digitale terrestre e questa è una cosa che va sicuramente ricordata. A livello contenutistico, su cosa volete puntare? Work in progress in questi giorni, in questi mesi, in questi primi mesi di programmazione. Ovviamente ci sono già sicuramente i tuoi telegiornali, quelli che tu conduci già da molti anni ormai con il nostro gruppo, ma sono in cantiere diverse altre interessanti rubriche proprio dedicate proprio al territorio, perché noi crediamo che il Friuli Venezia Giulia venga e deve essere rivalutato in tutti i suoi aspetti, in tutte le peculiarità, e a volte, lo diciamo e lo anticipiamo, queste parentesi, no, del territorio saranno amplificate anche sul resto delle altre stazioni televisive collegate a Friuli TV 24, che sono Caffè 24 in Veneto e Caffè 24 in Lombardia. Direttore, in che cosa ci distinguiamo? Beh, innanzitutto per il tipo di anche di servizio che offriamo a chi guarda la nostra televisione. Ripeto, è un modo nuovo di intendere la televisione, nel senso che il nostro gruppo si è prefissato di valorizzare territorialmente i territori, sia quello friulano, sia quello veneto, sia quello lombardo, ma nello stesso momento, o meglio ancora in certi momenti e in certe situazioni, queste, per esempio parlo di una manifestazione che può avere una caratura territoriale molto più estesa, ecco, in quell'occasione, che sia il Veneto o che sia il Friuli Venezia Giulia o la Lombardia, può essere trasmessa appunto in diretta simultanea. E allora, canale... Cosa che, scusa che voglio dire, che in questo momento nessuna televisione né del Friuli né del Veneto e della Lombardia può fare. E questo è un buon motivo per seguirci, canale 88 Friuli TV 24, il nostro direttore Massimo Righetto. Grazie anche a Mayra e ovviamente un ringraziamento a tutti i tecnici che lavorano dietro le quinte proprio per garantire questo tipo di servizio, ripeto, unico nel suo genere, perché, ripeto, eventi che possono essere valorizzati nel territorio, ma nello stesso tempo possono essere valorizzati in una copertura più estesa, e questa secondo me è una delle peculiarità di questa stazione, appunto Friuli TV 24. Grazie a Massimo Righetto. Grazie a te Mayra.